Ciao a tutti carissimi e bentornati finalmente dopo 2 mesi a un'escursione vera e propria. Siamo sabato 23 marzo e sono qui a Pian delle Fugazze per fare un'escursione appunto partendo da qua in Vallarcia fino... devo un attimo decidere, volevo andare su per la Galleria d'Ave e fare un po' le creste del Pasubio, ma mi sa che la neve è troppo molle adesso, quindi mi limiterò a fare una bella passeggiatina al colletto alto di Fieno. Quindi niente, restate con me e vediamo un po' com'è la situazione neve a 1700 metri. Giusto due parole, come vedete in quota c'è ancora tanta neve in virtù del fatto che dal 20 febbraio circa 20-25 febbraio fino al 10 di marzo più o meno sono arrivate 3-4 perturbazioni, una più intensa dell'altra, che sopra i 2000 metri hanno scaricato anche 200-250 centimetri di neve, quindi immaginate voi. Infatti oggi ne vedrò la parte rimanente dopo il caldo degli ultimi giorni. Guardate che scarico di neve si è abbattuto giù da questo lato. Prepariamoci perché oggi ne vedremo parecchi in mezzo alla strada. Non ho fatto in tempo a immortalare lo scarico di neve nella curva sotto. Qui c'è la sua parte iniziale. Guardate che roba. Portato giù tronchi, piante, macello. Guardate ragazzi, la neve è pesantissima, che disastro di rami ha compiuto. È impressionante la quantità di neve che c'è ancora dopo 2 settimane praticamente senza precipitazioni. Siamo saliti veramente di poco rispetto alla partenza, saremo 300 metri più alti. Eccomi qua, dopo aver fatto quasi tutto fuori pista. Mamma mia che errore ragazzi, errore numero 1. Sono arrivato alla strada degli eroi. Errore numero 2, non aver portato le ciaspole. Adesso proverò con buona volontà a vedere cosa riuscirò a combinare. Vediamo se sprofonderò fino al ginocchio, ancora più su. Sperai di arrivare almeno alla Galleria d'Ave. Sto battendo traccia perché praticamente non c'è neanche un'impronta. La strada degli eroi pensavo fosse battutissima, invece niente da fare. Il primo sole di questa escursione. Questa è la parte che amo di più della strada degli eroi, quando si affaccia verso sud, verso il Corneto e verso il Carega. Guardate solo quanta neve, guardate che meraviglia. E anche per la seconda volta rimango senza parole, veramente bellissimo. È veramente fuori di testa la quantità di neve presente a questa quota, che tra poco vi dirò, con lì giù che c'è
il passo di Pian delle Fugaste. Guardate, non c'è nulla, siamo a 1200. Qui ce n'è un metro omogeneo, veramente incredibile. Guardate che roba, è pazzesco. Sto camminando su una valanga praticamente. Mamma mia. Qui è davanti, inizia a intravedere la piattaforma di fronte alla galleria da Ve, quindi mancheranno 10-15 minuti ancora. Qui non per dire, ma sta roba merita un video a parte. Guardate, sono sprofondato fino al ginocchio, vediamo se riesco a venirne fuori. Mamma mia. Bisogna stare attenti qui perché c'è il rischio di scivolare anche di sotto. Sì, siamo un pochino sopraelevati rispetto alla recensione qui sotto. Ecco qui la galleria da Ve, non sommersa ovviamente, ma parzialmente ostruita. Vedete le indicazioni. In alto Sentiero delle Creste, quello che ho fatto con Michael un paio di anni fa. Cima Palon, 1781 metri. Aggiungo che il Sentiero delle Creste non l'ha fatto nessuno, guardate, non c'è nessuna impronta, nessuno che si è fidato ovviamente a farlo. Deve essere tremendo da fare. Volete che vi porti dall'altra parte della galleria? Sì dai, lo so che volete togliere questa curiosità, io in primis comunque. Guardate che roba ragazzi, per portare tutta sta neve dentro la galleria, pensate che raffiche di vento ci saranno state. Ecco qua, questa è la galleria da Ve, è il suo imbocco dal lato est. Guarda che montagne di neve ho dovuto salire per uscire all'imbocco, che tra l'altro secondo me si è liberata adesso con il caldo di questi giorni. Guardate che montagne di neve, qualche coraggioso è riuscito anche a proseguire, cioè si è fidato anche a proseguire. E un'osservazione, guardate le nubi basse qui col cielo grigio e tutto, perché siamo sotto vento, nell'altro lato della galleria c'è il sole, guardate che roba curiosa, qui non si vede neanche il cielo, guardate dall'altra parte della galleria, si vede male però non c'è il sole. Comunque vedete qui davanti il colletto alto di fieno, ho visto solo una traccia che sale, ma a parte quello oggi penso proprio che eviterò di salire perché è veramente scoscesa la salita e solo qui i ramponcini non mi fido tanto, quindi onde evitare imprevisti e nel malaugurato caso avvenissero dover fare intervenire magari nel caso buono il soccorso alpino evito, così non ci sarà nessun problema. Salirò quando c'è o meno neve o quando non ci sarà proprio. A volte purtroppo a malincuore tocca prendere queste decisioni. Non ha senso per me in questo momento andare a prendere un rischio del genere. Magari piano piano sarei anche riuscito ad arrivare in cima, però andare a scherzare così col fuoco non è proprio il mio forte. Quindi mi accontento di questa bellissima ciaspolata. Mi accontento di aver visto la galleria da Ve quasi ostruita. Spero che fin qua vi sia piaciuta. A me è piaciuta tantissimo, vabbè, un po' di fatica a parte. E niente, adesso tra poco partirò per il ritorno, così me la posso godere veramente al 100%. Dopo aver cavato praticamente solo io i solchi qui davanti alla galleria, adesso
inizio a muovere verso il ritorno, perché vedete qui iniziano a gonfiarsi le nubi. Infatti stasera è previsto un peggioramento, anzi già nel corso del pomeriggio, quindi scendiamo. Ragazzi, qui tra l'altro al Colletto Alto vedete lo stesso fenomeno che vi ho mostrato fuori dalle gallerie da vedere dall'altro lato. L'aria di provenienza occidentale risale la montagna e quando scavalca dall'altra parte condensa e forma queste nubi sotto vento. Cioè ragazzi, no, per dire, ma mi volete quantificare quanta neve è questa roba qua? Cioè guardate, è impressionante. Adesso provo a mettere una bacchetta, attenzione, vediamo. Allora, come vedete qui sono 130 centimetri e anche qui 130 centimetri. Guardate che roba incredibile ragazzi, 130 centimetri nella parte centrale della strada sono a livello. Mamma mia. Guardate che marea di neve sotto il tetto di questa malga senza nome e si scioglie a una velocità supersonica. Pensate prima dello scioglimento quanta neve c'era, mamma mia. Intanto sento il sibilo del vento, segno che sta arrivando l'aria fredda prevista per oggi pomeriggio sera. Guardate che bella sta malghetta. Eccolo lì su, guardate. Piove, ma a me interessa relativamente perché adesso mi sono preparato, perché sono un po' coperto. L'ho preso da veramente poche settimane e mi torna già utile. Ecco qua cari miei, alle 16:38 a termine dell'escursione da 19.000 passi che per tre quarti si svolge nella neve. Non oso immaginare le calorie, vabbè. Spero che l'escursione che ho fatto per voi, che potrete vedere comodamente da casa, vi sia piaciuta. E niente, magari farò un video a parte perché ho fatto parecchie clip riguardo i danni di queste nevicate, magari dirò qualcosa per quel poco che so di meteorologia. E niente, noi ci vediamo alla prossima escursione.